6.000 € al mese per un infermiere, quando la paga lorda stabilita dal contratto è di un terzo. È quello che dovrà sborsare l'ULSS 3 Serenissima per poter disporre di tre, proprio tre infermieri a partire da gennaio e per 9 mesi di lavoro a 39 ore settimanali. Il meccanismo perverso che porta l'ente pubblico a pagare una parte del personale il triplo del dovuto è ben spiegato in un articolo di Angela Pederiva sul Gazzettino del 26 novembre. Si parte dal fatto che mancano infermieri e questo vale in tutta Italia. In Veneto ne servirebbero 4.100 a fronte di 1.864 posti autorizzati quest'anno a livello regionale dal Ministero dell'Università per i corsi di laurea in scienze infermieristiche. Si capisce quindi come possa essere stato difficile per l'ULSS 3 trovare i tre infermieri di cui aveva bisogno. Non c'era riuscita l'ULSS direttamente, non c'era riuscita neppure l'agenzia interinale di cui l'ULSS si serve abitualmente, quindi la stessa si è rivolta a un'altra agenzia che avrebbe trovato i tre infermieri a partire da gennaio, ma che ha contrattato un costo di 5.917 € mensili, a fronte di un costo lordo da contratto nazionale di categoria di 2.013. Nessuno dei tre infermieri in questione percepirà quei quasi 6.000 € che comprendono una quantità di oneri, compresa l'intermediazione dell'agenzia, ma il costo per l'ULSS sarà il triplo di quello di un normale infermiere assunto. Sarà pure un caso eccezionale, ma se gli infermieri continueranno a mancare, sembra destinato a ripetersi. Morale: uno Stato che risparmia sulla formazione si trova a dover pagare di più per garantire i servizi ai cittadini.